Ragazzi, aprite, sentite che aria viziata che c'è qui, su, forza, verci! Ragazzi, aprite sta finestra. Ehi ragazzi, aprite le finestre, c'è un'aria cattivissima qua. Abbiamo osservato che durante le lezioni i nostri docenti ci chiedono di aprire spesso le finestre per arieggiare l'aula dall'aria viziata. L'indicatore per misurare la qualità dell'aria all'interno di ambienti chiusi è la concentrazione di CO2. Se in elevate quantità può provocare difficoltà di concentrazione, affaticamento, vertigini e cefalea. In questo periodo, inoltre, diverse ricerche hanno dimostrato che una minore concentrazione di CO2 in ambienti indoor diminuisce il rischio di trasmissione di virus come il Covid. Quindi l'indicazione cautelativa è quella di aprire spesso le finestre. Queste però possono rimanere aperte per molto tempo, lasciando l'aula fredda. Ma fa tanto freddo. Oltre a questo, se le finestre rimanessero costantemente aperte, si avrebbe una dispersione di calore tale da avere uno spreco energetico inaccettabile in un periodo storico come questo. Abbiamo rilevato i valori di CO2 all'interno della nostra aula, ideando un sistema per rendere automatica l'apertura e la chiusura delle finestre se i valori di anidride carbonica superano un valore di soglia intorno ai 1000 ppm. Questo valore si basa su una ricerca di Eurac Interreg che ha rilevato che secondo gli standard qualitativi della qualità dell'aria, questa non dovrebbe negli ambienti chiusi superare mai i 1500 ppm. In alcune scuole vengono utilizzati dei purificatori d'aria, ma sono soluzioni costose e rumorose, oltre che parecchio energivore. Abbiamo pensato ad un sistema più sostenibile che potesse essere utilizzato in molte scuole. La nostra idea è quella di utilizzare un economico sensore di CO2 che si integra sull'impianto elettrico esistente sfruttando le finestre vasistas motorizzate. Quando il sensore rileva un valore di rischio, apre automaticamente le vasistas e quando il valore di ppm rientra nei parametri normali, le richiude riducendo i consumi elettrici ed evitando dispersioni di calore, come richiesto peraltro dall'obiettivo 12 dell'Agenda 2030 dell'ONU. Abbiamo coinvolto il direttore spiegando il nostro progetto. Bravi ragazzi, avete avuto un'idea intelligente, molto bella. Mi piace sapere anche come si presenta. Fatemi un prototipo che così possa avere le idee più chiare. Va bene, ok, glielo porteremo. Ci siamo divisi in gruppi. Alcuni hanno realizzato il plastico dell'aula stampando in 3D una finestra vasistas. Altri hanno realizzato il circuito elettronico utilizzando il processore Arduino e il sensore di CO2. Una volta testato il prototipo, lo abbiamo presentato al direttore. Ecco direttore, questo è il prototipo che abbiamo realizzato. Bellissimo ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario, mi piace tanto questo lavoro. Sicuramente da settembre noi lo installeremo in tutte le finestre del primo piano, perché è una cosa veramente meravigliosa quella che avete fatto. Complimenti. Il nostro progetto è open source, in quanto abbiamo deciso di rendere fruibile a tutti il circuito e il software da noi sviluppato per permettere ad altre scuole di utilizzare il nostro device implementandolo all'interno delle aule scolastiche.